Eccoci qua, e accelero un po' i tempi con tutte queste sigle, la telecamera è quella lì frontale, si avvicini un po' più a me Laura, ecco qua, frontale perché è la prima volta che la signora Laura arriva in televisione. Sono un po' il Pippo Baudo, però spiacevolmente viene da dire perché è una tematica insomma non divertente. Allora, la signora Laura Stecca è la mamma di un ragazzo speciale che si chiama Jacopo, lo saluto con affetto. Purtroppo salito alle cronache per uno spiacevole caso di rifiuto, diciamo, scolastico, però dobbiamo essere onesti e addentrarci in questa tematica perché è molto complicata, senza puntare direttamente il dito verso un plesso scolastico piuttosto che l'altro. Mi aiuti a capire e ci aiuti a capire che cosa accade. Io ho detto che Jacopo è un ragazzo speciale perché per me è così, non è che devo fare il ruffiano, è un ragazzo autistico, giusto? Sì. Prego. Ha una forma di autismo grave perché ha dei problemi comportamentali nel momento in cui lui non capisce le situazioni sociali che Le si dinamiche, svolgono, esatto. Che tipo di reazioni ha? Quindi quando Di lui difesa? si difende a modo suo, con, in genere graffiando l'adulto di riferimento, perché se la prende un po' con l'adulto che non lo aiuta a capire. Certo. Quindi questo è il problema, per questo Jacopo ha bisogno sempre di un adulto accanto a lui, perché lui si può comportare anche molto bene, ma nel momento in cui succede qualcosa che lui non capisce, che lo fa soffrire, lui si difende a modo suo. Lo facciamo Noi normalmente ci un po' difendiamo tutti, dialogando, ma lui... mica tanto, io sono uno che si mette anche a urlare facilmente, purtroppo ho questo tallone Lui, anche d'Achille. se ha imparato a parlare, però la verbalizzazione non riesce ad usarla nei contesti sociali, insomma. Allora, che cosa accade? Lui, un anno fa, giusto, aveva L'anno diritto, scorso, insomma... a febbraio Sì. del 2013, noi abbiamo dovuto scegliere in che scuola mettere Jacopo. Esatto. Quindi ci siamo appoggiati molto agli insegnanti della scuola media che conoscevano bene Quindi Jacopo. dalla terza media fare il passaggio alle superiori. Sì, e abbiamo dovuto fare l'iscrizione online perché l'anno scorso era il primo anno in cui Si c'era poteva, questo tipo certo. di iscrizione, e abbiamo iscritto Jacopo al Valle perché il Valle è una scuola che abbiamo proprio di fronte a casa. Sì. Quindi si poteva puntare ad un progetto di autonomia, quindi aveva un significato in quel senso, perché Jacopo non è un ragazzo che studia materie teoriche, è un ragazzo che ha i suoi interessi molto limitati. L'autismo si sa che è così, i ragazzi con l'autismo puntano solamente a determinati interessi. Esatto. Tutto il resto Sono non rientra. selezionatori. La loro testa seleziona determinati interessi. Quindi sapevamo che comunque al Valle non sarebbe andato a studiare le materie come i suoi compagni, e poteva avere un senso farlo lavorare con il computer, perché lì lavorano col computer e a lui piace molto. Ci sono dei laboratori. Sì. È un liceo artistico, lo diciamo? È un liceo multimediale, della Multimediale, grafica, quindi lavorano molto col computer, poteva avere un senso iscriverlo lì. L'avete iscritto soltanto al Valle? Perché io so, insomma... Abbiamo iscritto al Valle, abbiamo messo come seconda scelta il Duca degli Abruzzi, che è un istituto agrario. Che cosa accade a un certo momento? Accade che il Valle rifiuta l'iscrizione. Il Valle risponde. Sì. Duca degli Abruzzi vi ha mai risposto? Noi abbiamo poi dirottato sul Duca degli Abruzzi, però non eravamo convinti che fosse una scuola giusta. Adatta, dice agrario. Sì, perché comunque sono classi numerose al Duca degli Abruzzi e lontano da casa, dovevamo portarlo noi. Insomma, era più era comodo complicato. l'istituto davanti, Sì. insomma. Quindi quel rifiuto ci ha spinti a cercare una scuola alternativa e abbiamo conosciuto i centri di formazione professionale che effettivamente noi non avevamo preso in considerazione perché sapevamo che non c'era la copertura degli insegnanti di sostegno nei centri di formazione professionale. Però quando siamo andati a vedere il Francesco d'Assisi ci siamo innamorati di quella scuola perché un altro istituto, quindi? non è un istituto, è un centro di formazione professionale per ragazzi con disagi e con delle disabilità medio lievi. Non può accogliere i disabili gravi come mio figlio perché non ha personale di sostegno. Ma il Valle invece che problematica aveva? Cioè perché vi ha diciamo, rifiutato o rimandato ad altri centri? Allora, le motivazioni sono state, primo che avevano già molti iscritti con handicap, poi che la struttura non era adeguata ed in effetti è vero perché non hanno un'aula di sostegno, per esempio.
L'aula di sostegno, le chiedo, a cosa servirebbe? Così facciamo proprio capire, insomma, nel momento in cui ci sono alcune materie o dei comportamenti, insomma, che lei ci stava descrivendo, ci si apparta, ci si sposta, esatto, in un ambiente che potrebbe essere, vediamo se riesco a darvi il colpo d'occhio, in posti che sono un pochino più, diciamo, raccolti, giusto? Questo potrebbe essere uno di questi ambienti, sono piccole aule di sostegno, giusto per darvi un attimo un colpo d'occhio. Dico bene? Sì. Così magari si ritrova la calma, la concentrazione e l'equilibrio, esatto, fondamentali per un ragazzo come Jacopo. Sì, quindi io sinceramente sono stata felice di iscrivere Jacopo al Francesco d'Assisi, perché il Francesco d'Assisi è una scuola calibrata proprio sulle difficoltà dei ragazzi. Quindi mentre il liceo Valle giustamente punta i ragazzi ad arrivare all'eccellenza di tante materie, il Francesco d'Assisi punta ad aiutare i ragazzi con delle difficoltà a comprendere meglio la società in cui vivono. Ma allora le chiedo, ma se lei, la sua famiglia, insomma, siete così felici di questo centro, come mai è successo questo vagar? Come mai ci sono oltre 43.000 firme in un sito? Siamo a 62.000 62.000, non è aggiornata quindi la notizia, mi perdoni. No. Come mai è successo tutto questo e soprattutto un anno dopo? Cosa ancora chiedete? Che non va? Esatto. Non va il fatto che Jacopo ci può andare al Francesco d'Assisi solo 3 giorni alla settimana. Quindi soltanto 3 giorni dove in questo istituto possono seguire Jacopo. E dopo? Dove sta sto ragazzo? Dopo cosa fa? Io lavoro, il papà lavora, per fortuna, quindi cosa si fa? Il fratello va a scuola e abbiamo trovato una soluzione che è molto dispendiosa economicamente per noi. Quindi abbiamo trovato un educatore che porta Jacopo in una cooperativa a Castel di Godego, in provincia di Treviso, vicino a Castelfranco. In questa cooperativa gentilmente si sono offerti di ospitare Jacopo per poter proseguire un po' il lavoro che faceva Francesco d'Assisi. La interrompo, mi perdoni, perché c'è il signor Antonio da Ferrara che vuole dire la sua, quindi questo va posizionato qua accanto all'orecchio. Signor Antonio, buonasera. Buonasera. Prego, cosa voleva dire o chiedere? Volevo dire, cioè, ho acceso la televisione che poco, quindi non ho seguito il discorso, però io ho un nipote che è autistico e mia sorella è presidente nazionale dell'ANSA, che è un'associazione che cura l'autismo, ma da vecchia data. Purtroppo la sentiamo molto male, so che i telespettatori sentono bene, noi siamo sfortunati, sentiamo male, perché già le facce della signora. Diceva che lei purtroppo ha un nipote autistico, giusto? Sì, che è autistico, ma mia sorella è presidente nazionale dell'ANSA, che è l'associazione genitori di soggetti autistici. E quindi un pochino mastico della cosa, e so che l'autismo è una bruttissima cosa e che ci vogliono persone estremamente specializzate. Esatto. Per cui non è che in tutte le scuole basta che ci siano insegnanti di sostegno, perché facciamo attenzione che si possono dare più danni che utili. Sì, sono d'accordo. Quindi so che nell'ANSA ci sono molti insegnanti di sostegno, ma che fanno lunghi corsi e che sono di una estrema specializzazione. Quindi non tutti gli insegnanti di sostegno o insegnanti normali possono essere, esatto. Perché l'autismo è una malattia estremamente particolare. Non è un handicap qualsiasi, però è giusto curarli, perché nella nostra associazione, ad esempio, vi sono casi in cui addirittura soggetti autistici hanno trovato lavoro con il dovuto addestramento, eccetera. Antonio, sono elementi... Sì? Dicevo, io la ringrazio pensando che avesse concluso, perché ci sono altre telefonate. Grazie, dicevo, per la sua testimonianza. Ed è un diritto comunque di questi ragazzi avere una vita dignitosa, nel limite, insomma, purtroppo. Ci sono associazioni, ci sono tante associazioni, ce ne sono anche nel Veneto. Sì. Direi di rivolgersi a quelle associazioni
Ma la signora so che è in contatto con una proprio di queste associazioni che forse a breve sentiremo, che è Autismo Onlus Padova, che abbiamo ospitato anche noi tempo fa. Quindi grazie della dritta, mi viene da dire. Grazie Antonio. Sono le più adatte per risolvere problemi di questo genere. Grazie Antonio, un saluto a lei e alla splendida Ferrara. Ho chiuso velocemente perché ci sono altre telefonate, è bello insomma sentire l'affetto delle persone, anche il fatto che ognuno magari possa dire nel piccolo. Per ringraziare tutti coloro che hanno firmato la petizione, mi hanno fatto sentire tanta solidarietà e io abbraccerei proprio tutti, uno ad uno. Avevo proprio bisogno di una iniezione di fiducia. Allora abbiamo un'altra telefonata, buonasera. Buonasera. Sono la signora Moretti. Anch'io ho lo stesso problema, nel senso che do conferma a quello che ha detto la signora Stecca, che proprio l'Istituto Valle non ha un'aula di sostegno e infatti mio figlio ha delle problematiche in questo. Ecco, volevo dare questa mia Signora Moretti, conferma. grazie per aver chiamato, però vi chiedo, purtroppo non è colpa dell'istituto, perché poi ditemi la vostra, perché io so bene che gli istituti comunque spesso le scuole italiane hanno un sacco di tagli di problematiche, quindi come possiamo additare questo istituto come tra virgolette colpevole dei vari rifiuti o delle varie problematiche? No, mi dica la rifiuto. sua. Allora, io dico questo, che il Valle non ha un solo ragazzo con problematiche, ne Sì, ha più infatti di lo uno. diceva la signora Stecca. Ecco, e non sono riusciti a fare una stanza per questi ragazzi. Quando si accetta un disabile si sa che bisogna avere anche la struttura adeguata. Cioè non esiste che abbiamo questi ragazzi, devono stare in classe e se non riescono a stare in classe andiamo in cerca che ci sia un'aula libera e se non c'è dove lo mettiamo? Signora Moretti, corrisponde a vero che però so nell'istituto, perché io ho sentito l'istituto oggi pomeriggio, vanno a rotazione continua con le classi, quindi loro effettivamente hanno queste problematiche, corrisponde a vero? In che senso vanno a rotazione? Cioè, Loro si devono... Una volta una classe va in un laboratorio e la classe è libera, ma quella non è la classe di sostegno. La classe di sostegno dovrebbe avere adeguate necessità, cioè non è una classe con 20 banchi. Sì, cioè mi è stato spiegato, certo, io ho dato il colpo d'occhio visivo, non so se lei ci sta seguendo televisivamente, questa potrebbe essere, dicevo... Questa potrebbe essere un'aula di sostegno. Quello che mi è stato spiegato è che loro sono già comunque a regime, sono a rotazione continua e che non hanno stanze, non hanno la possibilità di creare fisicamente proprio una di queste stanze. Lei che la vive rispetto a me, è così? Che io sappia non hanno un'aula di sostegno. No, ma dico, so che non c'è. Questi ragazzi devono farlo in classe. Signora Moretti, so che non c'è, ma vi chiedo, c'è però la possibilità o loro non hanno più spazio e quindi non è che li si può colpevolizzare? Essendo una scuola vecchia, gli spazi sono immensi, grandi. Dovrebbero trovare un modo per dividere una stanza, farla diventare più piccola, sono stanzoni immensi. Ho capito. Va bene, grazie, perché... me la struttura proprio che dovrebbe essere un po' adeguata. Ok, perché lei che logicamente la conosce, maggiormente voi la vivete, sapete come sono gli spazi. Io ammetto, non sono entrato nella scuola, quindi non conosco materialmente, geometricamente, insomma, la struttura, se si può fare o no. No, è vecchia, nel senso che sono 5 piani e tutte scale, non hanno neanche un ascensore per arrivare, per cui il ragazzo che comunque ha delle disabilità motorie si deve fermare al secondo piano perché da lì in poi ci sono scale e basta. La ringrazio, signora. Barriere architettoniche, in poche parole. Grazie per la sua preziosa testimonianza, un saluto. Grazie, arrivederci. Sapete che non mi voglio schierare né da una parte né dall'altra, cerco di essere insomma un po' in mezzo a questa cosa. Io da una parte capisco, essendo un genitore, le sue richieste e le sposo, dall'altra parte so che in Italia anche per 2 gomme, un cancellino e una LIM
bisogna fare la colletta tra genitori, l'ho detto 1000 volte. So di insegnanti che hanno ancora il fuoco dell'insegnamento, che chiedono aiuto a voi genitori o magari ce ne rimettono di loro per fare le fotocopie piuttosto che... Quindi capisco che magari noi genitori diciamo ma la stanza è grande, fai un divisorio e tac è fatta. Ma i soldi per quel divisorio magari al posto delle 60.000 come affetto magari era meglio, proviamo €1 a testa che compriamo il materiale per fare il divisorio. Dico una stupidaggine. Cosa ne pensa, signor Stecca? Io so che comunque le scuole ricevono dei fondi per la disabilità, poi non si sa come vengono spesi quei fondi però, cioè non è trasparente la cosa. Ho capito, è un'ottima, insomma, un'ottima risposta. Allora, il tempo qui stringe e ho un foglio davanti, non so se lei l'ha notato, arriva proprio dal portavoce del governatore Zaia, una sorpresa in diretta. Sì. La televisione ha anche questo potere. Ve lo leggo. Allora, la situazione di Jacopo è all'attenzione degli uffici regionali che hanno verificato la vicenda con i dirigenti dell'azienda House numero 16, competente per la presa in carica del ragazzo e che mi risulta abbia ben seguito tramite servizi territoriali con progetti specifici e articolati il suo inserimento a scuola. Il presidente della regione Luca Zaia risponde all'appello lanciato sulla stampa locale padovana dalla mamma di Jacopo, non dico il cognome per motivi, c'è scritto, se volete ve lo andate a cercare, se no io mi faccio sempre un po' gli affari miei sulla privacy, visto che si parla di un ragazzo, che chiede che il figlio continui a frequentare un centro di formazione professionale. Purtroppo, sottolinea il presidente veneto, nei centri di formazione professionale non c'è la possibilità di usufruire dell'insegnante di sostegno su cui la Regione non ha alcun potere perché viene assegnato ai ragazzi disabili dal Ministero dell'Istruzione. Mi risulta tuttavia che il progetto proposto alla famiglia dall'unità di valutazione multidimensionale dell'azienda sociosanitaria preveda di far frequentare a Jacopo un istituto per geometri vicino a casa, il cui dirigente si è reso disponibile alla realizzazione di un percorso specifico con l'insegnante di sostegno a cui si affiancherà un operatore sociosanitario dell'USL per una copertura settimanale delle esigenze del ragazzo dal punto di vista educativo e assistenziale. So che la famiglia, aggiunge Zaia, è in continuo contatto con gli uffici competenti dell'ULSS padovana che non hanno fatto mancare riferimento e disponibilità per arrivare alla soluzione migliore per il ragazzo e che la settimana prossima è previsto un nuovo incontro con i genitori per studiare, anche se dal caso, la possibilità di inserimento in un centro diurno. Mi sembra che si stia facendo il possibile per sostenere Jacopo, a cui voglio mandare un incoraggiamento e un augurio. Sarò informato puntualmente dagli uffici regionali dell'ULSS del proseguo del progetto. Arriva dal governatore e dal suo portavoce. Sì, non mi dice nulla di più di quello che sapevo già. Cioè Forse l'unica cosa di positivo che mi viene da commentare è che comunque il tantam, stampa, televisione, tutto quello che insomma state riuscendo e web, almeno l'ha portato all'attenzione di qualcuno che il potere ce l'ha, ok? Sì, sappiamo che in Italia non si fa con la bacchetta magica, infatti. ma almeno il messaggio è arrivato. Sappia che anch'io personalmente ho cercato le varie istituzioni che lei ha contattato, quindi Verlato, Donazzan, Sernagiotto, e purtroppo non sono riuscito ad arrivare a tutti. La Donazzan mi aveva risposto a un lutto, quindi purtroppo non mi sembrava il caso di insistere. Gli altri purtroppo sappiamo che è un periodo un po' negativo, tra campagne elettorali e premiazioni delle varie campagne siamo fregati noi cittadini come sempre, sono schietto e diretto. C'è da tenere quindi un po' ancora botta, si dice, e non mollare la questione. Comunque è arrivata almeno al tavolo del governatore, almeno in questo ci siete riusciti. Sì, io mi auguro di riuscire a far capire al governatore che l'istituto per geometri Boaga sarebbe un vero e proprio parcheggio per Jacopo. Jacopo non è in grado di studiare materie tecniche, teoriche. Jacopo ama stare in mezzo alla natura. In questo centro di formazione professionale gli possono insegnare a
coltivare un orticello, a portare le foglie, raccogliere le foglie, fare un po' di giardinaggio. Possono anche insegnargli qualcosa di culinario, ad utilizzare la farina per impastare dei biscotti. Jacopo ha bisogno di queste cose. Per me l'Istituto Boaga è un'ennesima ferita. Ho ricevuto la ferita del rifiuto del Valle e si sta rimarginando. Adesso questa ennesima ferita no, non la potrei sopportare. Ripeto, io da papà le sono vicino. Lei mi ha detto, quando ci siamo sentite, una frase che mi ha toccato, mi ha detto, gli ho chiesto ma perché insomma non ha insistito, cosa si è detta, e lei mi ha risposto: quando io ho visto che mio figlio, insomma, adesso ripeto, non punto il dito sul Valle, piuttosto che questo è nella vita quotidiana, quello che voi vivete, quando vedo che mio figlio non viene insomma accettato, io non insisto. No, non insisto, non voglio imporre mio figlio a nessuno. Il centro di formazione professionale Francesco d'Assisi ha accolto Jacopo con tutto il trasporto e io devo parlare solo bene di questa scuola. Mi piange il cuore che non ci possa andare tutti i giorni della settimana. Certo. Speriamo che insomma questo comunicato si trasformi invece in un altro tipo di foglio, cioè con un vero solido aiuto a Jacopo. Signora, io la devo salutare, la ringrazio per essere stato qua. Prego, velocissimo. Ringraziare ancora tutti coloro che hanno firmato e chiedo di continuare a sostenere la petizione attraverso change.org, perché ci siamo resi conto che noi siamo una piccola punta di un iceberg. www.change.org/Jacopo Scuola. Lo trovate facile, basta mettere questo indirizzo. Se non avete capito per la velocità, ci richiamate, ve lo diciamo nuovamente noi di TV7. Chi ha capito cosa chiediamo, continui a sostenerci, perché non è per niente facile riuscire ad arrivare e oggi è Jacopo, domani chissà quanti altri ragazzi in Italia magari purtroppo subiscono cose del genere. Un saluto signora, un saluto a tutti voi, vi aspetto domani sera alle 19:15, non mancate, sapete che noi cerchiamo di essere al vostro fianco e quindi diteci le problematiche, diteci le tematiche che volete che tocchiamo alla sera. 049 80 777 53, mi raccomando. Sigla e grazie a Dennis in regia.